zingaro, voglio vivere come te. Allora, mi sembra a dir poco doveroso mostrate Alessia col mio pigiama e il CP un fiato in muso, un po' provato alla notte perché ha sognato di litigare con tutti i cani che ha conosciuto. Stuara a Tisana perché è pronta. E salutare il tu che ieri sera è passato a trovarci e ci ha portato anche la graspita fatta in casa, ma contemporaneamente a ciò, bravo, tu hai già indovinato, nel tuo subconscio hai elaborato anche questo pensiero, ossia far vedere a te, guarda che oltre carino, strano, figo, tutto quello che ti vuole, ma appunto che è particolare, che strano che sei il camper con l'effetto legno, diciamo, no? Cioè colorato in marrone ma con l'effetto anche spatolato, quindi insomma con l'effetto un fialegno. Ma anche i cerchi, secondo me i cerchi puoi farli tutti neri, vero? Però dica, i cerchi neri opachi, guarda che bello che si sta. Dica. Ah, è una vita non faccio queste strade. Vedi, tutto il tuo prosecco. Sì. Guarda, pensa che una gran parte di tutta questa coltivazione te la pinci te. Infatti siamo venuti ad accertarci che si prendano ben cura. Ah sì? Fai i lavori fatti qui, Esatto. e anche il ripino qua, che bello! Va il pulmino, spacca un putiglia in terza, vai, scendi che roba, scendi, potenza estrema, e riattirare una tavana, ecco basta. Guarda che spettacoli, Alessia, guarda là, a destra. Adesso. Via, guarda che roba. Va che altini che siamo, va che collinette! Ma guardate che com'è vestito per ben quitto, elegante quasi. Canezza, Sì, dorme. ne percepisco l'odore. In Valsana. Combatta, no, guarda che forse era qua, aspetta. Quel parco, no. Combai, le castagne. Ah, Combai, ci sono le castagne. guarda. Ma se sono privati ci sparano dietro, cioè, Ah, capito? no. Questi sui castagnetti. Sì, anche di là c'era un bosco di castagneti. So che sono molto territoriali per le castagne. Sì, adesso è un sacchettino tipico, comprando uno che è là. Che No, ma io c'ero stato qua a Combai, ecco qua in moto, avevo parcheggiato lì. Chia Svereaggio L, hai visto? Nella alla latteria, quindi non ha problemi di latte. No, di legni. legno, bello, apprezzabile, ma legno di pallet tra l'altro. Quello è il Castelbrando, ragazzi, è un castello ristorante, quindi sai che se vuoi portare la moglie o l'amorosa a far bella figura a cena vai là, solo che per carità da mangiare fa da cagare, ma veramente da cagare, però l'ambiente c'è bellissimo, tutto raffinato, Ma bello. quanti anni sono passati? Una ventina, no, io quanti anni ho? 39, avrò avuto 25 anni, una roba del genere. Magari hanno cambiato un po' nel frattempo. Prendi la seconda uscita. Adesso noi andiamo dentro l'incendio. Che bel borghetto, porca troia, guarda che misteri. Che noi ragazzi non abbiamo voglia di fermarci. Revina Lago. Ragazzo, Revina Lago te l'ho fatto vedere tanti anni fa di passaggio. Comunque guarda, i parcheggi gratuiti, almeno se sei fuori stagione, li trovi lungo la strada proprio. Così poi puoi dire dove abito oggi. Tac, guarda, porco Giuda, tiri due porchi perché hai sbattuto la porta sul coso. E guarda dove abiti oggi. Abito qua. Indla. Non per niente si chiama Revina Lago. Vedi, aspetta perché Alessia parla sempre alla sua vagina. Vedi, quello è il parcheggio che ti dicevo, bordo strada. Però guarda, girati, se vuoi pagare puoi andare anche lì tranquillo. Questa è una sosta. Lì probabilmente hai un bar. Lì un laica che passa. Qui una specie di pontiletto per i mosconi. Là una panchina sto sentate. Guarda CP, ammira le piante acquatiche, no? Il laghetto come quello di Klagenfurt sul lago. Mi manca in qualche modo Klagenfurt, da tantissimi anni non ci vado, una volta ci andavo spesso. Sì, le conchiglie come quelle che abbiamo nel nostro paese, a stretti, beh, perché giustamente sai che tutte le nostre zone, miocenicamente parlando, ossia tanti, no pochi, tanti anni fa, erano sommerse dall'acqua e era il mare. Una mano. Allora ragazzo, appena entri troverai il divieto, e ti può sembrare strano, no? Il divieto di far fuochi, che strano, effettivamente è pieno di fuochi spenti e questo io lo reputo anche una cosa parecchio sciocca, perché va benissimo fare il fuoco, ma ragazzi non si può avere una ventina di fuocherelli spenti, fateli tutti nello stesso punto, cioè rovinate il prato, sapete?
Guarda, par boasse di vacca giganti dappertutto. Non si fa ste robe. Nelle strade di Vittorio Veneto, vorrei non farlo passare, E la gente che si parcheggia qui. Vuoi fai filo. Blocca traffico perché a parcheggiare così. CP, ti va bene? La vista cosa diroccata così, dai, tanto mangiamo così, poi andiamo a fare giro. Guarda che faccia da sonno. Ah, perché abbiamo corso tanto in questi giorni. Abbiamo fatto tanta attività fisica, conosciuto tanti bau. Ragazzo, volevo farti vedere un attimo la prova delle mie teorie. Parliamo dei centri di smistamento, ma in questo caso addirittura direttamente dal bidone. Guarda, rifiuti misti, carta, eccetera eccetera, e dopo guarda dentro, c'è stesso sacchetto, lo stesso bidone. Vedi, nei nostri weekend a svacco abbiamo deciso, a parte di scegliere posti quasi così a casaccio, ma anche di cambiare strade. Adesso abbiamo scelto una deviazione un po' più lunghetta, che però è stato bello, passava le colline, hai visto? Abbiamo passato poi Redine Lago, Vittorio Veneto, eccetera, è apprezzabile, cioè a parte adesso, giustamente, se te faccio il discorso che è apprezzabile, in centro così, in via statale, no, però il prima è stato apprezzabile. Oh ragazzo, da una parte buonissima sta zuppa, cos'è, cavolo e patate, una roba incredibile. Ma da che altra, a gente che passa, cioè cosa pensa dell'Alessia? Cioè la gente ci guardava strano, ho detto cos'è, una caccola o qualcosa. Benvenuto all'interno di Villa Varda. Esattamente sì, ti ho messo a Sony perché è una cosa molto impegnativa, ma per quasi proprio un lavoro, portarmi dritto tutto che è strafante. Guarda che misteri di alberi strani, guarda a metà, che giro che fa. Sì, tutti alberi strani. Non si capisce. Cioè, L'educazione, uno spazio autogestito di educazione civica. Simpatico, però doccareghi, puoi mettere, forse dicono ti prendi il libro Questi libri e te lo leggi nel parco. Non sono abbandonati. Un libro appassito riferisce tra le mani di un lettore appassionato. Capito? Questi libri liberi sono una generosa donazione a tua disposizione. Così i fiori della cultura sbocciano tutto l'anno. Poche regole, raccogliere, leggere e riportare. Mi pare anche al minimo? Ti sei messa seduta anche te? Anche te sei andata fuori. Guarda, volevi il foliage. Ecco il foliage. Che non è più bello colorato così. Oh signore. Avevo queste sfumature di giallo, di arancio, di rosso, così è tutto marrone. Da che ne manda vernise? Vuoi andare giù, cane? Andiamo giù? Che fastidio assieme. Chi osa vivere in tua presenza, Emi? Sì, può essere, però a me l'arancia mi dà bruciore a stomaco. Andiamo piuttosto nella torre WC, sa che uno può andare a fare i bisogni nella torre. Il parco è tanto grande, però inspiegabilmente hanno messo diretto d'ingresso in bici. Guarda che razza è bagni del lusso che avevamo, guarda, è il bagno torre, cioè era vero che era torre WC, cioè mica scherzavo, cioè volevo fare la battuta tipo della serie che hanno messo un cartello unico per dire bagni e torre, invece no, cioè il cesso è a torre, vabbè amati. Guardate che vengo anch'io nel Vichy Tower, qua che sarà dentro qualche cuni amorosa del Shrek. Vedo ringraziarli, caro, tutta sta bella, senti un colpo solo. Sì, stanotte c'è anche le tartarughe, ma questa acqua qua e sarà anche morte. Dio, guarda che misteri. Questo? Cosa? Sta sirena no, non è la mia. E poi suonerebbe anche il singanolefono. Vedi tu, i magnascai di una volta, no? Io vedo anche a so chiesetta, perché a te magari può sembrare anche una roba bella essere tipo un principe, un re, viva in del palazzo, eccetera, eccetera, ma pensa a sti pareti che tocca sempre stare dentro, rinsarai su, e l'unico loro spazio della sua prigione era il giardino, no? Dove potevano simulare una specie di evasione, no? Almeno questa è una regola generica, dopo non so se
ha funzionato così anche in questa precisa villa. Guarda qua che strana ospitalità in Testecese, cioè non abbiamo messo neanche la maniglia direttamente. Sai, dalle altre parti almeno ti mettono la maniglia, tu hai l'illusione, dici andiamo a vedere la chiesa, poi dici ah no è chiuso. Ah no aspetta, a parte Dio gli ha messo la maniglia, guarda che strana sta chiesa. E 8, 10 euro che è chiusa, 10 euro, 3, 2, 1, manco mai, ho risparmiato 10 euro. Ti piace Gioia? Sì. Io a me non entusiasma proprio il zero perché c'ero già stato. Dov'è? Tutto nuovo? Ci siamo noi tre? Sì, ma Sei stato da solo? mentre è stato bellissimo, no? Perché anche Alessia ha detto cavolo che bel fine settimana, che bei giorni, che belle feste che abbiamo passato. Io ho detto sì, ma riflettici bene, perché ci è piaciuto, perché siamo stati bene, lascia stare gli amici eccetera, che bene o male tra virgolette ci sono sempre, ci siamo noi eccetera, la salute, tutto quello che vuoi, ma perché era un posto nuovo, cioè quando sei in un posto nuovo vivi in un altro pianeta, entri in un'altra dimensione, mentre tipo andare non so, Segusino, Tramonti eccetera, cioè come star a casa tra virgolette. Ma è che abbiamo fatto una cosa fuori dagli schemi quando di solito si facevano sempre quelle cose in Sì, quel periodo. ok, ma se facciamo quella roba là a Tramonti o in Brussa, cioè che triste, hai capito? Sì, non valeva 100 come ne è Valeva valsa 20. questa volta, no, magari un 70, perché comunque 70. era l'andare controcorrente, cioè contro il pranzo 1000 di Natale, quelle numeri cose che danno alla lì, testa. il nostro Natale è diverso, dai. E qua abbiamo mausoleo, quindi a tomba probabilmente dei Paroni, e anche qua ovviamente sempre col massimo rispetto parlando, però ringrazia, no, anche a questa gente che in questo momento, e anche al CP che va a controllare il discorso, che in questo momento ti sta insegnando che tutte queste ville, i soldi, il potere, i titoli, tutte quelle puttanate là non sono altro che dei fardelli più che provvisori che obbligatoriamente ognuno di noi, cioè chiunque sta guardando questo video, a breve lascerà, perché fidati, anche se arrivi a 100 anni, lascia qua l'illusione che siano tanti. Barone Cavaliere Mario Morpurgo Finima. Attenzione che questo discorso l'avevamo già affrontato, non è, ricopio in carta carbone scenica, non è assolutamente una brutta cosa possedere beni, ricchezze, lussi, assolutamente no. È pericolosissimo invece concentrare la propria vita nel conseguimento di questi fini, ossia le ricchezze e i lussi, e queste cazzate così insensate, effimere, dei titoli, no? Dei nomi, il barone eccetera. Se ti ricordi, nelle puntate precedenti abbiamo visto che questi titoli nobiliari si acquisivano proprio per, come posso dire, una sorta di identificazione della quantità del denaro che possedevi, ossia tu eri uno che aveva tante fabbriche eccetera eccetera eccetera, aveva tot soldi e tac che eri intitolato cavaliere. È vero CP? Come dice Alessia, senza avere cavallo. In ogni caso so che può sembrare brutto e veramente sacrilego, però se ci pensi c'è gente che ha rinunciato alla propria vita per costruire certe cose, ok sì, non solo per carità, e poi queste cose se le sfruttano gli altri, quindi hanno inconsciamente, involontariamente creato una sorta di, tra virgolette, beneficenza, cioè una cosa per il prossimo. Infatti ricordati, tutto ciò che tu crei e avrai resterà qui. Leggi il cartello. Rafa, Leggi il cartello. Poverino, anche lui ha incominciato proprio l'anno scorso in questo periodo di Covid. Quest'anno cancella prenotazioni. per i pranzi, Ha che al fatto ristorante. tante spese. È un grosso problema. Grosso. È bello dentro, fuori, è bellissimo, però oggi chiude per 2 mesi. Anche perché lui si era impegnato proprio. Aspetta, così. Che bello quel cagnone. Non è grasso. No, anzi è Margherita Poreta. È giusta Sì, così. perché è molto anziana. E anche, sì no, di pancia, di la pancia. Beh sì, bacino. Il torace. Quanti anni ha? È 12, ma per la razza sono tanti. Ah, perché lui è. Per quel tipo di razza sono tanti. E perché prendete questi che durano poco, vivono poco? Me l'ha regalata. Ah,
Mio nipote aveva un Terranova, un orso, Sì, sì. proprio, però non hanno tanta vita. Allora dico, tanto vale, meglio prendere uno bastardino. Ma dopo vede il destino come che l'altra di razza che avevo è durata 16 anni e altri magari hanno una malattia, durano 6 mesi. Non si può mai sapere, in teoria durano poco, in pratica dopo... Qui col pitigree dicono che non hanno una lunga vita. dipende dal tipo di razza, Dalla razza. che tipo questi sono più accesi, quindi il cuore batte molto di più. Più batte il cuore, più Poi sono strani anche gli animali. Quello mio nipote ha portato il suo Terranova a uno aviano che aveva una femmina. Ha detto mi dai il maschio, che insomma, vabbè, glielo porta. L'ha lasciato lì 4-5 giorni. Quando l'ha portato a casa non mangiava, era triste, non mangiava sempre giù, non mangiava e si è proprio ammalato, è andato il veterinario a vederlo a casa, gli ha fatto la flebo, doveva star lì, tenere le flebo e tutto, insomma niente, poche parole, il cane si è innamorato. Si è innamorato di quella cagna della femmina e niente, si è lasciata morire. Pensa che gli è saltato su a mio nipote, perché mio nipote è alto, quando sei Terranova, Sì. è saltato su e ha fatto pom, dietro morto d'amore. Voi non morite d'amore sicuro. No, per carità. Al massimo le Però profiterole pensa già. anche di queste bestie. Sì, anche loro hanno dei sentimenti. Morto d'amore. Ragazzo, ascolta, io non ho voglia di far manovra, guarda qua. All'entrata per il parco di Villa Varda prendi subito il primo parcheggio dove c'è la ricarica veicoli elettrici e c'è il carico e scarico gratuito, hai capito? Dopo su e ti metti là, se no ti metti di là che è più bello. Ecco, qualcuno aveva voglia di mini club 3 estratti. Si può fare? Sì, adesso devo farlo. Dio, ogni volta su YouTube dice si può fare, cioè, su devo farlo, cioè, se no non si può fare.